ritorna sulle scene via Alga, la strada di sottomarina dalla quale nell'ultimo anno ha preso le mosse una gang di ladruncoli dediti a piccoli crimini come furti e rapine. Ieri pomeriggio, attorno alle ore 17, c'è stata un'operazione degli agenti della Polizia di Stato, che hanno fatto irruzione e fermato due giovani del luogo, di 27 e 30 anni, con l'accusa di furto di biciclette. Dopo averli condotti al commissariato di Chioggia, i due sono stati rilasciati con una denuncia a piede libero sul groppone, in attesa di nuovi sviluppi e della celebrazione del giusto processo. Pierluca Donin, direttore del circuito teatrale regionale Arteven, esce a tutti gli effetti dalla vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto, con l'accusa di maltrattamenti alla ex coniuge. Il regista Chioggiotto, 55 anni, è stato infatti assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, dalla giudice monocratica Claudia Gualtieri del Tribunale di Venezia, che ha dato torto al pubblico ministero, il quale aveva chiesto per Donin la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e un risarcimento pecuniario che non sarà dovuto. La controparte aveva chiesto oltre 40.000 euro. Nella ringa difensiva dell'avvocata Fenzo spicca la mancanza di riscontri oggettivi. In sede di separazione, all'ex assessore erano contestati comportamenti aggressivi e vessatori, ingiurie e minacce. Ponte sul Canal Lombardo, tutto da rifare. La commissione di salvaguardia, ieri a Venezia, ha trattato fra le altre la riqualificazione dell'area ex cementificio all'Isola Saloni, comprensiva di un collegamento ciclopedonale attraverso il canale da parte dell'impresa Euterpe. Dopo le riunioni di sottocommissione lo scorso mese per far prendere visione del progetto ai tanti nuovi componenti dell'organismo, la sovrintendenza ha sancito che la pratica originaria non fosse stata integrata nei tempi opportuni e pertanto va chiusa, dando mandato al progettista di aprire una nuova vertenza. La stessa sovrintendenza nell'ultimo periodo aveva espresso proprio un dubbio riguardo l'altezza del ponte e la transitabilità dei natanti attraverso lo spazio acqueo. Quindi si prospettano ulteriori mesi, se non anni, prima di arrivare all'autorizzazione o al diniego della stessa. Chi causa ritardi, afferma l'ingegner Pierdomenico Pregnolato, membro della commissione, non risponde di persona. E cita però il recente precedente di una sentenza nel Salento, che risale ai primi giorni di questo mese. Il TAR prima e il Consiglio di Stato poi hanno dato ragione a un operatore turistico che intende trasformare un borgo di Trulli in villaggio per le vacanze, nonostante il blocco da parte della sovrintendenza, la quale è stata condannata anche a risarcire l'utile cessante dal mancato funzionamento del villaggio per 2 anni. Una sentenza, secondo il Pregnolato, che potrebbe aprire la pista ad analoghi discorsi riguardanti altre realtà, come appunto la ristrutturazione dell'ex cementificio e il secondo ponte sul Canal Lombardo. Di colpo, da un giorno all'altro, la celebre pista rosa di Borgo San Giovanni è diventata verde. Una novità che dovrà anche aggiornare le mappe di Google, le quali riportano ancora il vecchio toponimo comune, reso superato dai fatti. All'interno dell'ovale lungo il Lusenzo, infatti, è stato installato un campo da calcetto con tanto di linee bianche ai laterali e a delimitare l'area di rigore. Il colpo d'occhio c'è tutto, considerato anche il rifacimento del percorso ciclistico attorno alla pista, che dall'alto dà l'idea delle corsie per l'atletica leggera negli stadi vecchio stile. L'amministrazione comunale è soddisfatta per la riqualificazione di un'area così bella. Il nome Pista Rosa rimarrà come simbolo, dice l'assessora Penzo, che spiega come il campo polifunzionale per calcetto e basket verrà completato tra 1 o 2 settimane con le porte. Sono state anche ripristinate le recinzioni nei punti dove erano rotte, continua l'assessora, e forse verrà ritinteggiata anche la tribuna. La sistemazione è stata coordinata dall'ufficio sport e dall'ufficio lavori pubblici, la manodopera a cura dei lavoratori socialmente utili inseriti nel progetto Chioggia riparte dal lavoro, finanziato con bando regionale. Ora la preoccupazione è tutta per il ripetersi di atti di vandalismo, ma le telecamere funzionanti nel circuito dovrebbero essere un deterrente per scongiurarlo. Intanto, bentornata a Pista Rosa, benvenuta a Pista Verde. Ricordati che devi morire, ma a Chioggia e a Sottomarina è meglio aspettare, dal momento che nei 2 cimiteri da qualche mese scarseggiano i posti a terra e occorre attendere anche 15 giorni per la tumulazione,
come è accaduto di recente ai familiari di un defunto. Mentre i nuovi loculi sono andati a ruba con un bando di qualche mese fa, per le fosse l'esaurimento è vicino. Si trova posto solo a Sant'Anna o in altre frazioni. I servizi cimiteriali prevedono che un corpo venga esumato dopo 10 anni dall'interramento e se viene trovato intatto deve permanere nel suolo per altri 10. A questo si aggiungono anche le crescenti difficoltà per le cremazioni, poiché il forno di Spinea lavora a ritmo continuo per gran parte del Veneto e ormai le ceneri dei Chiogiotti vengono lavorate nel Ferrarese, con ulteriore rinvio nei tempi. Anche per morire, quindi, ci vuole pazienza. Questi qua sì, tutto, basta mettere a bagno Filippi, a bagno Maria e dopo ti tagli a fette surgelano. Sono al frigo, la prossima volta, se la sera la novità che a me a casa non mi manca mai. Amici di Network Azzurra, buongiorno e buon mercoledì. Dunque una giornata di transito, se vogliamo chiamarla, perché ci transita in una situazione meteorologica diversa da quella che abbiamo iniziato inizio settimana, nel senso che avremo ancora circa 12 ore di tempo tutto sommato abbastanza stabile, con cieli abbastanza sereni a parte qualche velatura, ma già da oggi pomeriggio lentamente il cielo tenderà a coprirsi per l'arrivo appunto della parte frontale di una perturbazione che lentamente nel corso di giovedì porterà le prime piogge, i primi temporali sulla costa e quindi naturalmente un cambiamento di scenario. Un cambiamento di scenario che puntualmente porterà appunto un episodio di marcata instabilità proprio a ridosso della Santa Pasqua. Come evolverà questa situazione? Evolverà naturalmente grazie a dei forti venti di scirocco che saranno sospinti da questa depressione che naturalmente tenterà di evolvere nel Mediterraneo all'altezza di giovedì e venerdì. Il massimo degli effetti di questa depressione sarà nella perturbazione numero 2 di questo periodo naturalmente e che sarà dislocata all'interno della giornata di sabato. Allora quando i fenomeni matureranno in maniera più consistente in tutta la parte nord e tirrenica dell'Italia, dando luogo appunto a un fenomeno di forte instabilità perturbata con accumuli pluviometrici piuttosto interessanti soprattutto nella fascia prealpina, alpina e quant'altro. Attenzione perché avremo anche probabilmente delle forti nevicate dai 1200-1400 metri in su. Questo vuol dire che prima avremo un aumento delle temperature minime e massime e poi lentamente avremo anche un abbassamento notevole delle temperature nella giornata di lunedì. Ovviamente questo periodo di marcata instabilità sarà effettivo fino a sabato o domenica mattina, poi lentamente probabilmente avremo una discreta sia Pasqua che Pasquetta sarà più o meno soleggiata, naturalmente però un pochino troppo presto. Attenzione perché con questo vento di scirocco piuttosto forte anche le punte di marea lentamente già da questa notte tenderanno ad aumentare proprio in occasione delle nottate sicuramente tra venerdì e sabato su domenica. Probabilmente le punte staranno dentro quelle che sono le misure del Mose, quindi non dovremo preoccuparci più di tanto in quanto il vento è sicuramente tutto da scirocco senza apporto di bolla, ma naturalmente rimangono sempre le previsioni che vanno dettagliatamente affrontate nei giorni a venire. Perciò che concerne oggi, quindi una giornata di transito, come vi ho detto, con temperature che lentamente si porteranno tra i 14 e i 16 gradi come ieri, con un contesto abbastanza soleggiato nella mattina e poi lentamente si coprirà durante la nottata. Anche giovedì mattina non dovremo avere precipitazioni, quindi il mercato sembra essere salvo, poi lentamente andremo verso una piovosità piuttosto discontinua nel pomeriggio, un pochino più estesa e fitta durante la serata di giovedì. Attenzione perché probabilmente incontreremo i primi temporali frontali della stagione perché appunto il forte soleggiamento diurno favorirà appunto la comparsa di multicelle temporalesche proprio in occasione della pianura esterna e anche della costa. Non mi resta quindi augurarvi una buona giornata in attesa di questo cambiamento. Ciao a tutti!